13 settembre, una giornata importante. A Mansuè si inaugura la nuova comunità La Gemma. Che cos'è e chi ospiterà? Ecco, è una comunità educativa per minori, residenziale, ospiterà fino a 8 bambini e bambine, ragazzi e ragazze, provenienti o dal territorio limitrofo o dalle zone più distanti, in situazioni di disagio familiare o sociale. Verranno accolti da educatori professionali H24, quindi è un impegno 7 giorni su 7. Qui si compie il sogno della maestra Maria Bertacchini, che aveva donato alla diocesi di Vittorio Veneto la sua eredità, composta della casa e del terreno per un totale di 5 ettari. Per 6 anni, dal 2018 al 2024, si è sviluppata la cooperativa sociale e agricola Terra Amica, che si è sviluppata su 2 sostanzialmente valori fondamentali. Il primo è quello dell'accoglienza dentro la struttura della casa di persone in situazione di fragilità, e l'altra è quella di includere socialmente attraverso il lavoro dell'agricoltura, diciamo l'agricoltura sociale. Ecco, questi 2 elementi che hanno accompagnato il cammino di Terra Amica per 6 anni oggi diventano una nuova pagina di storia con il progetto Terra Amica 2, che oggi vede anche un nuovo modo di fare ospitalità attraverso la comunità La Gemma, gestita da Fondazione Moro di Oderzo, ed è quella di accogliere persone minori in situazione di vulnerabilità dentro una comunità residenziale. Quindi è uno sguardo di carità verso una fragilità sociale che non è quella delle classiche povertà magari che siamo abituati a pensare, ma la fragilità dei ragazzi, per dare loro un futuro, appunto una gemma che fiorisce, ma anche quella gemma preziosa, come è stato ricordato, che è il valore di ogni ragazzo e ogni ragazza chiamato a scoprire, custodire e valorizzare. In questo senso Caritas diventa anche non soltanto soggetto che fa carità sociale, ma è anche, ed è il suo compito, essere promotore perché chi ha competenze più specifiche possa mettersi in rete e costruire il bene comune in un territorio. Mi ha fatto piacere essere presente, anche portando la presenza del Vescovo Riccardo Battocchio, il suo saluto e la presenza della diocesi che benedice non soltanto nella liturgia ma anche nel cuore, nella gioia, questo momento, questa iniziativa e soprattutto la cura per i ragazzi e i giovani più fragili. Quanto è importante pensare oggi al futuro delle giovani generazioni che magari sono in difficoltà? Ecco, è importantissimo, soprattutto dopo il deserto che ha lasciato il Covid. I nostri ragazzi da soli non ce la fanno, ecco, quindi dobbiamo accompagnarli nel cammino della vita, seppur breve ma significativo. Basi solide garantiscono un futuro felice. Le giovani generazioni sono il futuro della diocesi, del territorio, delle comunità, e questi sono segni di speranza perché ci dicono che prenderci cura di loro nella fragilità diversa che a volte li caratterizza, come caratterizza un po' tutti, è segno che crediamo nel futuro e crediamo che Dio ha ancora desiderio di costruire con noi la storia. È uno dei segni per me speciali come parroco di Mansuè, e qui quest'anno giubilare abbiamo avuto con la Caritas queste 2 cose. Abbiamo dato accoglienza a una famiglia presso la casa parrocchiale. Adesso in settembre si apre questa nuova esperienza, una nuova casa di accoglienza per minori, quindi sempre in questo territorio. Quindi ringrazio il Signore e che sia la gioia così che abbiamo sperimentato oggi possa moltiplicarsi, possano essere sempre presenti i volontari e addirittura che ce ne possano essere ancora di più. Il primo grande grazie va alla Caritas perché noi avevamo questo progetto da tempo ma mancava di un edificio, di una casa, e grazie a Caritas abbiamo potuto utilizzare gli spazi donati dalla Bertacchini. Un secondo grande grazie va sicuramente ai benefattori. Da soli non potevamo occuparci tutto, chi ha donato l'arredo, chi ha donato la cucina, chi ha dato un contributo per l'acquisto del mezzo, quindi siamo veramente riconoscenti a questo territorio. Qual è l'augurio che fate a questa nuova comunità nascente? È che possa crescere nella carità, nell'attenzione
e nel desiderio di trasformare i sogni in realtà, perché è possibile se i sogni che Dio mette nel nostro cuore trovano una disponibilità e una collaborazione. L'augurio è che sia aperta, accogliente, che sia una comunità dove i ragazzi e le ragazze possano sentirsi amati e trovare qui un'opportunità nuova e scrivere un futuro migliore per loro.